Pasqua per Pellestrina è sempre stato uno spartiacque per la ripartenza dell'attività produttiva, prima del Covid-19. Sarà questa una Pasqua amara invece per l'isola di Pellestrina, pesca ferma, sebbene consentita, visto che tutti i ristoranti sono chiusi. Centinaia di addetti alla pesca sono senza lavoro e occupazione e chissà per quanto tempo. La pesca è chiaro che è tra le attività consentite, però è evidente che se tutti i ristoranti del territorio sono chiusi, a risentirne non è chiaramente solo il mondo della ristorazione, che pure sta soffrendo moltissimo, ma è chiaramente anche tutto il mondo della pesca che, avendo i ristoranti chiusi, non riesce più a trovare sfogo negli ordinativi. Carella teme che si materializzi una crisi non solo economica ma anche sociale. Comincia a palesarsi una sorta di pesante crisi anche delle filiere che in linea teorica potrebbero continuare a lavorare, che però sono evidentemente connesse a doppio giro con le filiere che invece hanno dovuto chiudere sottostando ai decreti governativi. Le cooperative di pescatori, comunque, nonostante il periodo buio, si sono organizzate per promuovere alcune donazioni negli ospedali. Il presidente della municipalità lancia una richiesta di aiuto a tutte le istituzioni. Per un territorio come il nostro, che vive di terziario, di turismo, di balnearità e di stagionalità, è un problema pressante e che andrà risolto con forti aiuti non solo governativi, ma anche da parte della regione e nei limiti delle possibilità anche da parte dell'amministrazione comunale.